Ehi là! Oggi ci troviamo al Passo San Boldo, Prealpi Trevigiane, e guardate dietro di me le caratteristiche gallerie. Vi farò scoprire un itinerario veramente unico e poi vedremo un bel bivacco. Quindi partiamo subito. Subito dopo le gallerie del Passo San Boldo, che praticamente sono ancora lì in fondo, troviamo la locanda Laris e le indicazioni per la chiesetta alpina. Infatti, la nostra stradina parte subito qua. Eccola qua e va su abbastanza decisa. Andiamo. Certo che andiamo. Mentre saliamo per questa stradina asfaltata abbastanza decisa, finirà l'asfalto tra poco. Vi dico che sotto c'erano anche le indicazioni per il bivacco dei Lof. Vi ricordate? Vi lascio il link qui sopra nel video. Mentre oggi vi mostrerò un altro bivacco, perché qui è una zona molto bella dove si può anche dormire di notte. E quindi occhio, perché merita che questo finirà sto asfalto. Finirà. Adesso bisogna... Hola, dopo 1 chilometro e 200 metri inizia la nostra bella stradina di montagna e qui tutto cambia, i boschi sono più belli, via quell'asfalto là, e tutto è più magico. Iniziamo a correre. Sì, lo so che c'è l'asfalto di nuovo, ma solo 2 pezzettini, guardate, là c'è lo sterrato nuovamente. Volevo dirvi, per ora tenete questa strada perché il numero del sentiero non ve lo dico, non è leggibile ancora, io lo so, però quando troverò il cartello ufficiale con il numero che si lega bene ve lo dico. Che se dopo mi scrivete che ho sbagliato strada, ho sbagliato numero, quello. Tanto siamo ritornati sullo sterrato e andiamo avanti. Non seguite le deviazioni, sempre questa qua, sempre dritti. Dopo 2 km 200 metri finalmente ci sono le tabelle ufficiali, però senza numero. Seguiamo Monte Cimone, andiamo su di qua. Oh, se alla fine non trovo il numero ve lo scriverò sotto in descrizione o in qualche maniera ve lo farò sapere, va bene? Ecco, non preoccupatevi, andiamo su. Avete capito? Su, su. Non ci sarà il numero, però guardate, qui c'è una deviazione che va su a destra e le indicazioni Lama, Casere, Vanu. Interessante questa cosa. Però, se noi seguiamo il nostro percorso ufficiale, i segni del CAI non mancano mai, fa anche rima, però sembra fatto apposta. Il numero non c'è, anzi c'era e è andato via. Vabbè, andiamo su, non preoccupatevi. Comunque devo dire che adesso si sta veramente in pace. Giornata un po' uggiosa, però merita soprattutto questi boschi qua. Eccoci a un altro bivio, sempre indicato bene comunque con questi cartelli un po' vecchi di legno, e andiamo su per questa scalinata fatta di sassoni di pietra, ecco qua, e subito su qua c'è un'altra, eccola qua, indicazione Monte Cimone per questo trodo che costeggia questa collinetta. Bello. Diciamo che dopo gli scalini di pietra il sentiero
inizia a farsi sentire, va su che è un bel piacere, E siamo praticamente dentro a un bosco. Come piace a noi, come piace a noi. Dai. Mi fermo un attimo perché... allora, mi fermo un attimo per farvi il mio momento panorama, visto che da qua si vede veramente bene tutto. Ecco a voi il mio momento panorama, così mi riposo. E finalmente, dopo circa 5 km dalla nostra partenza, arriviamo sul primo punto caratteristico di questo itinerario, cioè in cima al Monte Cimone. E c'è un'antenna. Andiamo a vedere, dai. Manca poco. E come vi dicevo, eccola qua, questa antennona qui. E qui c'è una tabellina che ci indica l'altitudine, guardate che bella. 1280, per la precisione 1281. E adesso scendiamo perché andiamo a vedere la seconda cosa caratteristica di questo meraviglioso percorso. Giù di qua, dai. E chiaramente bisogna scendere e quindi giù. Oppa. Oh, mi raccomando, sempre con calma, scarpe adatte, tutto quello che si deve, mi raccomando. Allora, dopo il Monte Cimone, e comunque le indicazioni sono segnate bene sugli alberi, c'è questo specie di sentiero in discesa, salita, molto piacevole direi, e ogni 2-3 alberi, tac, indicazione. Quindi non potete sbagliare. E poi c'è la traccia. Ed ecco la seconda cosa caratteristica, ovvero la cosa che caratterizza questo percorso, il bivacco Col dei Gai a 1192 di altitudine. Eccolo qua, che è una valida alternativa al bivacco dei Lof. Guardate, bivacco Col dei Gai. Andiamo a vederlo dentro perché sicuramente merita. Per ritornare al punto di partenza, perché questo è un sentiero d'anello, teniamo il bivacco dietro di noi, andiamo avanti per di qua, guardate c'è una bella stradina verde, bella larga, che ci rimanda dentro il bosco, quindi avete capito tutto, dai. Dopo circa 300 metri dalla partenza del bivacco, attenzione perché c'è un bivio, non ci sono indicazioni. Naturalmente vi viene da mano a destra perché c'è la discesa più facile, invece no, si va diritti. Un pochettino in salita qua, segnate bene, però vi ricordo che sulla descrizione del video c'è la traccia GPX, la scaricate come un navigatore, non sbagliate ciò. Visto che siamo quasi addirittura d'arrivo e ci manca poco, volevo dire una cosa, prima sul Monte Cimone che c'era quell'antennona il telefono prendeva perfettamente, chissà come mai, e ho guardato il discorso della numerazione. Diciamo che non c'è numerazione perché potrei dirvi è il sentiero 990, il sentiero 3, il sentiero 4, però non sono sicuro. Ecco, quindi la traccia c'è, andate tranquilli, scaricatela e non sbagliate. Oh, sono sempre preciso, che dopo non mi scrivete robe strane che... Ok, adesso andiamo alla fine e vi dirò tutto. Guardate che bella panchina! Sapete cosa vi dico? Che finisco il video qua anche perché manca 1 chilometro al parcheggio.
Siamo partiti da Passo San Boldo, abbiamo fatto questo itinerario d'anello veramente unico. Monte Cimone e poi il bivacco Col dei Gai. Sono 11 km e 200 metri con un dislivello positivo di 650 metri. Questo meraviglioso percorso, tac, conquistato. Continuate a seguirmi su Jumpy Run Facebook ed Instagram. Iscrivetevi al mio canale YouTube perché i miei video escono solo là. E da qui, da Passo San Boldo è tutto. Ci vediamo alla prossima e come sempre, ehi là! Avete mai visto che in Alaska hanno il bagno fuori all'esterno in mezzo al ghiaccio e alla neve? Beh, qua più o meno è così, guardate. Tac! Quel vasetto là non so perché è là. Comunque mi sembra un bagno esterno questo. Avete capito? Anche da noi c'è un po' d'Alaska. Eh sì.